Un morto, 9 feriti, di cui uno grave, una ventina di mezzi coinvolti, di cui 7 camion e 9 auto danneggiati in modo tale da richiedere l'intervento del carro attrezzi. Il tratto di A4 tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste e fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia chiusi per 4 ore. E questo è il bilancio di una mattinata d'inferno sull'autostrada. A provocare tutto questo una serie di incidenti. Il primo, un tamponamento, probabilmente a causa della scarsa visibilità determinata dalla nebbia di questa mattina verso le 8:15 sul tratto in direzione Trieste, e subito dopo un altro sulla carreggiata opposta, causato forse anche dalla curiosità di voler guardare cosa fosse accaduto dall'altra parte. Poi una serie di incidenti a catena, 7 i più gravi. In uno di questi ha perso la vita un uomo, un italiano originario di Roma. La sua auto è rimasta schiacciata tra 2 tir. La situazione trovata dai soccorritori era talmente grave che è stato difficilissimo anche il riconoscimento del corpo. Grave anche un altro uomo che viaggiava in direzione Venezia e che si è schiantato a forte velocità contro un mezzo pesante in colonna a causa dell'uscita obbligatoria a Latisana, nonostante i rallentamenti fossero già ben segnalati dal personale di Autovie Venete. L'attenzione deve essere commisurata alla situazione, quindi la nebbia c'era, era banchi, c'era anche della visibilità, ma certamente se l'atteggiamento è di la velocità e non rispetto soprattutto le distanze di sicurezza, in questi casi importantissimo questo atteggiamento, poi le conseguenze sono queste. Nell'arco di pochi minuti la 4 è diventata un serpentone lunghissimo, sia in territorio friulano sia veneto. Il sinistro mortale infatti è avvenuto a circa 11 km dall'uscita di Portogruaro e a poco più di 3 dalla Tisana. Abbiamo chiuso immediatamente alle 8:30 il tratto Latisana-Portogruaro in ambedue le direzioni, e poi tutti i mezzi di soccorso intervenuti, una ventina di mezzi di soccorso contemporaneamente, e il personale nostro e la polizia stradale e i vigili del fuoco. Fermi immobili per ore automobilisti e camionisti in attesa di capire cosa fosse successo, incuriositi anche dalle prime immagini che giungevano dal web. Guarda che roba, oh, guarda che roba. Sì, non ci sappiamo la macchina, è finita proprio. Tutto è tornato alla normalità verso le 12, quando il tratto chiuso di autostrada è stato riaperto.